Allora, torniamo a noi. Il punto numero 2, vediamolo insieme. Risparmia almeno il 10% ed è stata molto molto chiara la Presidente, eccolo qua, del tuo guadagno. Ciò che accantoni può tornare utile in caso di spese impreviste, oppure Esatto. magari non può metterlo via anche per la vacanza. Anche no? per la vacanza, certo, sì, perché no? Un piccolo salvadanaio da E questo forse anche da insegnare ai ragazzi, perché sì. adesso i ragazzi hanno il diritto alla famosa paghetta, no? Sì. Diritto costituzionalmente sancito alla paghetta. Sì. Non entriamo nel merito specifico, vabbè. Però se imparasse, ne sento appunto di certe abitudini che mi hanno raccontato, anche ad andare a mangiare in certi luoghi, ristoranti, hanno certe passioni sani, per carità, bellissime. Per carità, sì, certo. Però non metti via niente. Assolutamente no. Anzi. Quindi, anzi, esatto, per cui secondo me il fatto di insegnarlo anche ai ragazzi attraverso le scuole, voi fate anche dei percorsi? Noi stiamo facendo dei percorsi formativi per i ragazzi già a partire dalle scuole elementari fino ad arrivare alle scuole superiori. Sì, sì, sì. Quindi ci relazioniamo con questi ragazzi, discutiamo con loro, cerchiamo di capire prima di tutto la base formativa che hanno, no? Quindi cercare di capire se effettivamente conoscono e riconoscono che cos'è un bilancio familiare, che cosa significa un bilancio, se conoscono il valore della moneta, se sanno che cosa significa carta di debito, carta di credito, che cos'è un TAN, che cos'è un finanziamento, che cos'è un TAEG. Cerchiamo appunto di responsabilizzarli anche da questo punto di vista, perché importante. Come tu dicevi, molti ragazzi, soprattutto magari insomma quelli un po' più grandicelli, hanno già la propria paghetta, hanno già il proprio bancomat, la propria carta di credito prepagata che è data dai genitori, ma non sanno effettivamente che cosa hanno tra le mani e quanto possono spendere, come sia meglio spendere e soprattutto non hanno l'ottica del risparmio. Questa è un'altra cosa. Ho spento il riscaldamento, dice un messaggio, faccio la spesa una volta alla settimana, 35 euro, e i fine settimana sono quasi sempre a casa a fare le faccende domestiche. I sacrifici devono soprattutto farli i ricchi, chi ha avuto tutto in bocca e senza fatica. Siamo solo all'inizio, vedremo delle belle. Sì. Lo so, immagino, non è molto semplice, non è molto facile. E chi è ricco non fa sacrifici perché non ha bisogno di farne, quindi sì. piove sul bagnato. Sì. Allora, torniamo a noi, quindi imparare anche insegnare ai giovani, ai ragazzi a risparmiare, quindi magari uno dà un tot di soldi alla settimana, al mese, non so come, ai ragazzi e dice ma 10%, te lo sei tenuto da parte, fammi vedere che c'è il 10%. Sì, sì, ma lo stiamo comunque, anche ai ragazzi li insegniamo, l'ottica del risparmio la insegniamo anche a loro, esatto, sì. Attenzione, voce numero 3, al ricorso a mutui e finanziamenti. Prima di sottoscrivere il contratto è opportuno valutare attentamente la sostenibilità delle rate e la finalità dell'indebitamento. Spieghiamo bene. Esatto. Allora, prima di accedere a un finanziamento dobbiamo fare molta attenzione al contratto che ci viene proposto, quindi fare molta attenzione al TAN, al TAEG, al periodo. Il TAEG sarebbe il tasso globale, per cui se il TAN è basso, il tasso annuo, quanto, nominale annuo e il tasso globale annuo. Quindi fare molta attenzione a questi due elementi e fare attenzione al piano d'ammortamento, in quanti anni il piano d'ammortamento si riesce a fare fronte viene a spalmato questo, insomma sì. nell'arco del tempo, al tipo di rata che si ha, al tipo di finanziamento che viene sottoscritto, se è un finanziamento di tipo personale oppure un finanziamento che viene sottoscritto per l'acquisto di un bene. Quindi l'attenzione deve essere posta nel momento in cui si sottoscrive il contratto, perché facendo attenzione a tutti questi elementi poi ci rendiamo conto di effettivamente quando andremo a spendere e a intaccare nel nostro bilancio per il pagamento delle rate che insomma pesano poi. Assolutamente sì, poco, certo. Sì. Questo è importante. Poi, punto 4, e qua ne abbiamo già parlato, però va sviluppato bene. La moneta elettronica, il bancomat, le carte di credito è un indubbio vantaggio, ma può non rendere evidente quanto si spende. È opportuno utilizzarle con adeguatezza. Con adeguatezza, sempre, sì. E quindi rendersi conto che comunque a quel punto paghi con una carta dove i soldi materialmente non ci sono, ma quello esce. Esatto, bisogna fare attenzione, quindi cercare sempre comunque di
non dico settimanalmente, però di effettuare, magari controllare il saldo della propria carta, controllare le spese e i movimenti che si sono effettuati con la carta, in modo tale da renderci conto magari anche ogni 10 giorni, 15 giorni, della movimentazione che si è fatta e delle spese che sono state fatte con la moneta elettronica. Questo è importante, assolutamente sì. Punto 5, vedo qui, attenzione alle truffe, e qua è l'angoscia, perché è la vostra angoscia. È la nostra angoscia. Offerte di facili guadagni molto spesso nascondono insidiosi raggiri. Esatto. E anche via mail, via WhatsApp, via ovunque, tutto, cioè guadagni con anche degli esempi, delle cose, cioè c'è di tutto, bisogna veramente stare attentissimi. A che cosa però? Perché a chi ti manda la mail, da dove proviene? Allora, prima cioè, di tutto, esatto, a chi si manda la mail, da chi proviene, anche se proviene dalla propria banca, contattare il proprio istituto bancario per capire se effettivamente è l'istituto bancario o le poste, piuttosto che un'assicurazione, piuttosto che la stessa finanziaria con cui magari abbiamo un finanziamento in corso, ci ha effettivamente inviato una nuova proposta che può essere insomma da vagliare. Molto spesso sono delle truffe, dei raggiri, purtroppo il consumatore non riesce a individuarla per tempo, per cui si rivolge alle associazioni nel momento in cui oramai il contratto e la truffa è avvenuta. L'ideale sarebbe che proprio la mission di tutte le associazioni cercare di prevenire questi atteggiamenti, questi accorgimenti, e quindi di riuscire in maniera preventiva ad aiutare il consumatore. Non molto spesso accade, il nostro dovrebbe essere, la nostra mission è quella di insegnare il consumo consapevole, no? Certo, sì, e responsabile soprattutto, e quindi non temete di rivolgervi a associazioni di consumatori, piuttosto anche ad altre associazioni o comunque chi è nel settore che vi possa dare una mano, perché non tutti siamo avvezzi, non tutti abbiamo la capacità di cogliere certe criticità, per cui piuttosto che poi è meglio prevenire. Assolutamente sì. Purtroppo questo dei raggiri è una cosa, è veramente devastante, ma tante persone in buona fede nella speranza. Ma già telefonicamente con il teleselling vengono effettuati contratti a distanza che sono all'ordine del giorno. Sappiate che per i contratti a distanza, quindi tutti questi contratti che vengono sottoscritti fra virgolette fuori dai locali commerciali, quindi in teleselling, al telefono, tramite la TV per esempio, le televendite, o comunque tramite internet, c'è il tempo di 14 giorni per poter accedere da questi contratti, quindi il famoso diritto di ripensamento che si ha per questi contratti che vengono negoziati fuori dai locali commerciali. Perfetto, quindi uno dopo, se pensa di aver sbagliato cosa, c'è sempre la modalità. Può sempre ripensarci senza dar nessuna motivazione, entro i 15 giorni può ripensarci, sì. Meglio che vada all'associazione dei consumatori, in modo che si fa supportare, sì. per che dopo non commettere errori, a meno che non abbia firmato anche con una finanziaria. Anche lì con la finanziaria bisogna per tempo, prima che il finanziamento venga elargito e parta, cercare di risolvere rapidamente. Sì. Punto 6, prima di scegliere, eccola qua, l'assicurazione auto, queste sono le spesone. Sì. Prima di scegliere l'assicurazione RC Auto, utilizzi il servizio istituzionale Tuo Preventivatore per cercare l'offerta più economica. Tuo Preventivatore è un servizio istituzionale? Sì, si trova nel web. È un servizio che è un portale, diciamo, nel quale l'utente il consumatore, vagliare le varie offerte di assicurazione, inserendo i propri dati e vedendo quelle che sono le offerte che più gli si confà e sono, diciamo, quelle Quindi migliori. Questo tuo preventivatore è ufficiale? Non è ufficiale, una cosa sì, è una cosa ufficiale, sì. E quindi si fa il preventivo, vedi qual è la compagnia
compagnia che si avvicina risponde molto, sì, risponde maggiormente alle tue necessità, e puoi vagliare le varie offerte a seconda dei dati che poi sì, perché tanto dice la inseriti. Cascom, sì, no, immagino che saranno vari quadratini esatto, da flaggare, poi in base a tutto quello che viene inserito vengono girate le varie offerte e uno può scegliere insomma l'offerta migliore, ecco. Certo, quindi questo può essere utile. Parliamo del punto numero 7, e qua dice riduci o elimina le spese che non sono indispensabili. Allora già qua ci si mette a regime. Sì. E praticamente piccoli gesti possono portare a grandi vantaggi, ad esempio utilizza il riciclo e riuso, oppure limita gli spostamenti in macchina, i medicinali equivalenti sono ugualmente efficaci e più economici. Questi sono alcuni suggerimenti, no? Sì. Insomma, ci sono dei piccoli gesti che possono aiutarci, insomma, a risparmiare in qualsiasi modo, no? Quotidianamente. Mi ricordo che una volta, quando si era piccoli, no? Tanti anni fa, il riuso, i vestiti si passavano di fratello in sorella, esatto. E questo era trasversale, a prescindere che uno stesse bene o male, c'è il passaggio a anche prescindere, cugini. Addirittura si acquistavano di una taglia più grande, perché così, di una taglia maggiore, perché così riuscivamo ad utilizzarlo nell'arco del tempo per più tempo. E no? poi le scarpe, cioè, non è che se avessero 20 paia di scarpe, per cui era una cosa che era già scontata, adesso risulta molto più difficile. È molto più difficile perché comunque anche è la generazione, no? è anche diversa, diciamo, no? Ormai la generazione di oggi è una generazione che è abituata ad avere comunque di tutto e di più. Quindi è colpa dei genitori, però, o dell'ambiente? Non posso dire che sia colpa dei genitori, perché non mi sento di poter incolpare magari i genitori che cercano di dare sempre il meglio ai propri figli, magari anche privandosi, no? Sì, anche questo è vero. Infatti. Però è il sistema in cui si vive. È il sistema in cui si vive, la società, però bisogna forse insegnare alla generazione nuova, ai ragazzi, che la società è quella che è, però noi dobbiamo essere responsabili e cercare di capire quello che è più giusto per noi e quello che magari invece rispetto a quello che la società offre. Non possiamo avere tutto, oppure possiamo anche avere tutto, ma per avere tutto bisogna fare dei piccoli sacrifici. Infatti rinunciare bisogna a una insegnare cosa, magari il piccolo sacrificio, magari anche quotidiano, di tutti i giorni, per poter poi magari realizzare in futuro ed accedere in futuro a quello che magari desideriamo. Sì. Anch'io faccio la spesa solo con il contante, dopo aver provato ad usare solo il bancomat. Vi garantisco che ho più consapevolezza delle mie spese, sì. difatti risparmio, lo consiglio a tutti. Sì, sono d'accordo, perché preventivare quotidianamente una cifra, una spesa, ci aiuta moltissimo a risparmiare. Se io so che in questa giornata, per la spesa, insomma, che mi serve della giornata, ho una certa cifra, io riuscirò anche a risparmiare in quella cifra, perché nel momento in cui mi pongo un limite, prima di spendere ci penso. Penso se effettivamente una cosa mi serve o meno. Questo è importante, quindi contare fino a 10. Lo so. Non farsi tentare. Sì. Pubblicità, poi torniamo insieme.